Potremmo definirla la Salerno-Reggio Calabria dei parcheggi. È Piazza Meschio Vittorio Veneto, o meglio la storia infinita del parcheggio sotterraneo che, se va di questo passo, taglierà il traguardo dei 10 anni dal primo colpo di benna del 2007, senza che nessuno ancora abbia utilizzato stalli e peggio area pubblica sovrastante. Un pasticcio finito alla Corte dei Conti e in tribunale. C'è stato un ricorso da parte di un cittadino perché è stato così espropriato di 40 parcheggi pubblici che erano del comune, è stata calpestata la convenzione. D'altra parte io ho fatto un ricorso alla Corte dei Conti proprio perché c'è un danno erariale in corso. Dal canto suo il sindaco dibatte così. Stiamo verificando la procedura necessaria per il ricorso al Capo dello Stato che è stato fatto da un cittadino per fare in modo che quando il lavoro inizi non abbia poi delle ulteriori interruzioni, per cui stiamo verificando dapprima il contenuto di questo ricorso al Capo dello Stato che è arrivato. Nel frattempo, con il cantiere in mezzo alla piazza e in chiesa niente più matrimoni, mentre ad uno gli esercizi commerciali attorno hanno chiuso i battenti e si sono trasferiti. Insomma, la morte civile per questa parte di Vittorio Veneto che sembra non avere, almeno a breve, speranze. Penso che i tempi siano ancora lunghi, certo che si sapevano che su Piazza Meschio c'erano delle difficoltà, d'altra parte la campagna di Tonon e del PD è stata proprio impostata su Piazza Meschio perché loro avrebbero risolto il problema in 100 giorni, ma abbiamo visto che i 100 giorni sono già arrivati a 700 e ancora non si è risolto nulla.